dirette dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Parole, parole, parole. Ascoltami. Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole, parole tra noi. Mio destino, parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, saggista, voce libera, e non è un aggettivo speso a caso, del dibattito, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Daniele? È caduto, spero la linea, diciamo non Daniele di per sé, ma credo sia caduta la linea. È d'altronde, come dire, contrattempi della diretta, no? Il liberalismo è una cosa empirica, nell'esperienza capita. Ecco, dovremmo aver ripristinato il collegamento. Sei con noi, Daniele? Buongiorno, ma che piacere, caro direttore, come stai? Benissimo, tu? Mi difendo, grazie. Grazie dell'ospitalità. Ma ci mancherebbe, bentornato su Radio Libertà. Io ti tenevo a fare con te anzitutto, diciamo, una chiacchierata su quello che su Libero avete, posso dire abbiamo, nel senso che ogni tanto do un modesto contributo di idee anch'io su Libero, e vi ringrazio per questo, quello che è stato chiamato il grande romanzo americano, no? Cioè questa campagna elettorale che sta inanellando una serie di anomalie, diciamo, no? Come se accadessero dei cigni neri in serie che la rendono obiettivamente eccezionale in senso tecnico. Partirei però con te cioè dal primo di questi cigni neri, no? Dall'anomalia enorme, cioè lo sparo, il attentato a un ex presidente, attuale candidato presidente. Era dai tempi di Reagan che non accadeva, credo 1981. Un atto ovviamente immane, blasfemo per qualunque convivenza liberal democratica, che però oggi mi sembra già, a pochi giorni di distanza, un grande rimosso del dibattito. Mi stranisce un po' questa cosa, ma voglio sapere cosa ne pensi tu. La penso due volte come te. Una prima volta rispetto a come hai introdotto il tema. Non c'è dubbio che tutta l'operazione buttiamo fuori Biden, lanciamo Kamala, pompiamo Kamala, avesse anche l'obiettivo di offuscare il ricordo, l'emozione, l'attenzione creata dai fatti di Butler in Pennsylvania. Però la penso come te anche in un secondo senso. Tu hai scritto qualche giorno fa sul Libero che se questa operazione di offuscamento è pienamente riuscita dal punto di vista mediatico, è ben più difficile che avvenga efficacemente nelle coscienze dell'America profonda, cioè gli americani quelle immagini potrei pure tentare di fargliele dimenticare, ma è un po' difficile che le rimuovano dalla loro retina mentale. Indubbiamente è un tentativo, no? Quasi un controsenso pensare che l'americano diffuso rimuova quelle immagini. Però un altro grande, diciamo, rimosso mi sembra, cioè il processo con cui è stato sostanzialmente obbligato il presidente uscente a non ricandidarsi. Cioè sta passando come diti, no? Un avvicendamento tra amministratori di condominio, però è anch'esso una grande anomalia nella storia americana, o sbaglio? Ma mi sembra una cosa clamorosa. Cioè, adesso prescindiamo dalle nostre valutazioni spesso critiche nei confronti di Biden, ma Biden era ed è il presidente in carica, era ed è il vincitore delle primarie democratiche, ma in modo larghissimo. Dice, va bene, quando il presidente è di un partito ed è in carica, quelle primarie sono un po' più, un fatto formale, ok, ma si erano tenute e lui le aveva stravinte. Fino a prima 27 giugno del dibattito con Trump, quindi fino a che non fosse totalmente conclamato il KO tecnico di Biden, tutta la macchina del Partito Democratico
e la macchina mediatica di accompagnamento, cioè la quasi totalità di giornali e TV di là e di qua dall'oceano, ci dicevano no, ma Biden è visto, è pimpante, è lucidissimo, è solo un po' stanco, sono solo delle piccole cose di appannamento. Zac, nel momento in cui lui, diciamo, finisce KO tecnico nel dibattito con Trump, improvvisamente tutta quella macchina politica e mediatica cambia spin, come dice il nostro amico comune Federico Punzi, è come se fossero dentro un grande gruppo WhatsApp in cui qualcuno, diciamo, dà la nuova indicazione e si canta una nuova canzone e vedi si deve scansare, è rincoglionito, poi aspetta, perché la cosa è a tappe. La tesi è lui si scansa e ci sarà però una gara vibrante, ci sarà una competizione aperta per prenderne il posto. Nancy Pelosi aveva detto no, a questo punto deve esserci le primarie, non so che si dovevano inventare, e invece niente, pilotatissima Kamala. Ora l'unico scontro in queste ore, lo sanno tutti, è quello per la scelta del suo vice. Da questo punto di vista è probabile che la scelta cada su un governatore del Midwest o su un parlamentare realisticamente uomo, bianco e percepito come moderato. È su questo che avverrà lo scontro e il compromesso tra il clan Obama, il clan Clinton e il clan Pelosi, ma tutto questa è una procedura, come dire, da prima Repubblica Italiana, per fare un paragone nostro, ma non ha nulla a che vedere con, diciamo, il rapporto diretto tra candidato ed elettore tipico del sistema americano. Indubbiamente, tra l'altro una procedura che secondo me è un po' squadernato una contraddizione, no? Cioè delle due l'una, o come dicevano prima, Joe Biden è perfettamente padrone di sé e quindi può fare il presidente ma anche il candidato presidente, oppure Joe Biden purtroppo, lo dico con rispetto, ha un problema psicofisico strutturale e allora non può fare il candidato presidente ma può fare il presidente della più grande potenza mondiale da qua a novembre, anzi forse a gennaio, no? Perché ora che il team di transizione finisce il suo lavoro si va a gennaio, cioè sono tantissimi mesi e mi sembra un tema dirimente per tutti gli uomini liberi questo. Hai assolutamente ragione, anche perché questi 100 giorni lunghissimi fino alle elezioni e poi altri 50 o 60 fino all'entrata in carica del successore, sono mesi in cui le potenze autoritarie o comunque i nemici della libertà in giro per il mondo possono tentare delle incursioni. Quindi a maggior ragione l'idea che, diciamo, il guardiano del mondo sia addormentato non è una buona idea, ma di più questo getta una luce retrospettiva molto cupa anche sul passato. Quando quelli, diciamo, del gruppo WhatsApp negavano e dicevano no, sta benissimo, eccetera, anche allora Biden era nelle medesime condizioni psicofisiche che noi conoscevamo e denunciavamo. Tu e io siamo grandi amici dell'America, ma proprio per questo non è che uno è cieco. Certo. Vedere uno che vagava per i prati, che si sedeva su sedie inesistenti, che salutava amici immaginari, ti faceva capire che a guidare le cose erano altri. Sappiamo anche chi realisticamente, il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan e il segretario di Stato Blinken. Il problema, ottime persone, il problema è che non erano stati votati loro. Veramente si fa saltare un punto fondamentale. E aggiungo, se tu loro mi dici non sta bene eccetera, ma allora la procedura del 25esimo emendamento, che è quella per la quale si può, diciamo, rimuovere dall'incarico un presidente per ragioni di salute, dovrebbe essere presa in considerazione. Che facciamo? Biden sta bene quando deve governare ancora, ma sta male se deve fare campagna elettorale. Un po' curioso, no? Molto curioso, e temo che invece questi mesi siano segnati bene in rosso, no, sul calendario di Russia, Cina, Iran e via elencando, purtroppo. Mi colpisce anche un altro fenomeno che io ho chiamato, diciamo, le brigate Kamala,
che peraltro ultimamente se l'è presa con Federico Rampini, notoriamente un estremista di destra, tutti lo sanno, no? Rampini è un motociclista che va in giro con la bandiera confederata, lo sanno tutti, ma al di là di questo mi sembra ci sia in corso un massiccio tentativo di rebranding, cioè fino a ieri, anche per la stessa stampa liberal americana, Kamala Harris era una vicepresidente incolore, ad essere generosi, no? Oggi di qua e di là dall'oceano ce la stanno dipingendo come una sorta di incrocio, non so, tra Golda Meir e Margaret Thatcher, cioè è venuta fuori una Kamala che non conoscevamo o insomma non ce la stanno raccontando giusta? Fa parte dello STEAM del solito gruppo WhatsApp, sempre per ricorrere all'efficace immagine di Federico Punzi, cioè adesso bisogna creare entusiasmo e quindi è fichissima Kamala, come? Ma era quella che aveva gestito male la partita dell'immigrazione? No, non l'aveva gestita lei, ci dicono gli stessi che invece sostenevano che fosse stata lei a gestirla. È sempre stata un disastro di comunicazione? No, è efficacissima, ci dicono gli stessi che avevano firmato articoli sulle sue risate inopportune e sguaiate, sulla sua impopolarità, che avevano vergato pezzi e tweet su come lei fosse meno adatta di Biden alla corsa elettorale e su come, ci spiegavano loro, sarebbe stato meglio fino al 27 giugno che Biden rimanesse in corsa, perché se no Kamala non avrebbe potuto partecipare in modo competitivo. Adesso lo stile è cambiato e contrordine compagni e Kamala invece è fichissima e quindi abbiamo il nostro amico Gianni Riotta che già compila le playlist di Kamala, quindi abbiamo tutte le sere un DJ set in spiaggia con le canzoni di Kamala, Beyoncé, la generazione Z tutta schierata, si canta, si balla, sorridi, poi però purtroppo, anzi purtroppissimo dal loro punto di vista, sono usciti i primi sondaggi che non sono buoni per Kamala, che sta indietro a Trump nei 5-6 stati decisivi, un poco meno indietro di quanto fosse Biden la scorsa settimana, ma siamo sempre lì. Questo non vuol dire che la partita elettorale sia chiusa, la partita elettorale è apertissima per definizione, in 100 giorni può accadere di tutto, però il vero elemento che emerge è la perdita di credibilità di questo apparato mediatico che è tutto embedded. Dice, lo sapevamo, ma questa è una maxi prova. Certo. Tra l'altro tu hai citato giustamente l'unica effettiva delega politica che ha avuto, no, durante il mandato Biden, cioè quella all'immigrazione, con ovviamente particolare attenzione al confine sud col Messico. Ma tu da analista appassionato di storia di politica americana, ti ricordi un momento in cui il confine sud è stato messo così male? No, non solo, ma la cosa comica è che lei in alcuni momenti dava a voce dei messaggi di rigore, di rigidità, eccetera, ma in concreto è stato tutto un colabrodo, come tu dici, non solo dal punto di vista quantitativo, cioè con la quantità di persone che entravano illegalmente, ma anche, spiace dirlo, dal punto di vista qualitativo, cioè con non pochi soggetti anche dediti al crimine e desiderosi di entrare per trovarsi un posto di lavoro e il loro posto nella società americana in modo ordinato e integrato. Purtroppo questa cosa ha naturalmente messo in agitazione molti americani e sarà dura cancellarla. Guarda, ormai io non mi sorprendo più di niente, cioè può pure accadere che una mega operazione di offuscamento riesca, però sarebbe veramente un caso in cui il fumo mediatico prevale sulla realtà. Indubbiamente. A proposito di fumo mediatico, c'è già un altro mostro, no? Perché, come dire, la mostrificazione di Donald Trump, che avrà anche i suoi difetti, ma è un fenomeno mediatico in corso da quando ha sconfitto Hillary Clinton contro le previsioni del sondaggista collettivo. Ma adesso c'è questo nuovo mostro che è J.D. Vance, il vice scelto da Trump, che è l'obiettivo di questi giorni dei giornaloni, del talk per bene, eccetera. Io credo, non so cosa ne pensi tu, non gli perdonano di aver scritto Elegia americana, questo secondo me grande libro, che peraltro è anche una descrizione del trumpismo ante litteram, e cioè non gli perdonano, no, di essere
un maschio bianco del Midwest che si arruola, va in Iraq, che fa un'ascesa sociale partendo da una condizione assolutamente svantaggiata, che rivendica tutto questo, no, senza diventare parte dell'establishment. Perché uno così deve essere un mostro, ecco? Guarda, mettiamola così, hai naturalmente ragione, cioè il solito schema è quello dell'individuazione del bersaglio, e una volta stabilito che Tizio è il nemico bisogna lapidarlo, c'è anche l'apposita distribuzione delle pietre e ciascuno può tirare la sua, no? Questo è abbastanza chiaro. Non solo, c'è anche una distorsione della figura, viene presentato come un personaggio rozzo, eccetera, no. Semmai è un intellettuale sofisticato, come tu dici. Il suo libro, che diciamo fa l'analisi di Trump, la stessa analisi di Trump, in contemporanea con la discesa in campo di Trump nel 16, e in modo parallelo e separato. In quella fase Vance, diciamo lo scrittore Vance, era anche critico nei confronti del Trump politico, però l'analisi era la medesima. Cioè, guarda che c'è un'America dimenticata, un'America profonda, immense aree deindustrializzate, un ceto che era medio, bianco, ma che si va impoverendo, che non vede prospettive, e qualcuno deve dare una risposta a questo. Quindi l'intuizione di Vance c'era tutta. Dopodiché ti devo però confessare con la stessa franchezza che io non sono, ovviamente non sono in sintonia con la lapidazione di Vance, che trovo stupida e faziosa, però non so se sia stata una buona idea per Trump sceglierlo. Io sono sempre dell'idea che un candidato, a maggior ragione quando un candidato è molto connotato in una direzione, dovrebbe cercare di scegliere un compagno di corsa che aggiunga degli elementi anche diversi, che allarghi il suo ventaglio, che aggiunga delle sfumature. Trump si è sentito e si sente, forse, questa è l'interpretazione che possiamo dare, così forte, scegliere come lui, o uno che lui percepisca come se stesso con 30 anni di meno. Guarda, io non lascerò a un politico, io lascerò ad un outsider come me che la pensa come me. Anzi, addirittura ad un outsider che si è dedicato, da quando si è riconciliato con Trump, ne è stato sostenuto al Senato, eccetera, a una specie di sistematizzazione quasi politologica e filosofica del pensiero di Trump, a mio avviso anche con i rischi di eccessiva rigidità che ogni sistematizzazione, ogni pretesa di sistematizzazione porta con sé. Ecco, confesso, a me non sarebbe dispiaciuta la scelta di Marco Rubio o di altre figure che dessero l'idea che anche un altro pezzo di partito, diciamo più tradizionalmente atlantista e antitasse, fosse pienamente rappresentato. Ciò non di meno, però, questa demolizione, questo attacco, questo tentativo di demolizione di Vance è stupido. Certo, lui a onor del vero ci mette del suo, perché alcune frasi che ha detto e che anche sui social italiani sono oggetto di elogi sconsiderati da parte di alcuni, sono degli autogol. Questa cosa rivolta anni fa a Kamala, sei una gattara senza figli, ma come fa un politico intelligente a non capire che se tu per offendere una persona offendi una serie di elettrici, milioni di elettrici, come se fosse una colpa per una donna non avere figli, è un errore clamoroso. Ora queste cose riemergeranno in modo fazioso, in modo malizioso, con un retropensiero che noi dobbiamo contrastare. Però, diciamo così, se la campagna Trump fosse un po' più ariosa e un po' più polifonica da qui a novembre, secondo me sarebbe meglio. Mi pare una mozione più che razionale. Noi ci fermiamo solo 30 secondi, ma torniamo subito con Daniele Capezzone. Per la prima volta dal 1976 Radio Libertà vince il microfono d'oro, l'Oscar della radio italiana.
lo vince per i primi 100 anni di questo strumento così straordinario e lo vince grazie a Chilometro Zoom, condotto da Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Auguri a tutti noi. We are the champions. Eccoci, bentornati a Parlando Liberamente con Daniele Capezzone. Stavamo affrontando il grande romanzo americano, a proposito del quale ti vorrei chiedere di spiegarci quello che è un fossato oggettivo, no? Per qualunque osservatore onesto intellettualmente, quello tra la caricatura di Trump e il Trump reale, quantomeno il Trump, cioè il parametro oggettivo che abbiamo, no? I 4 anni in cui ha già governato. Nel senso che viene ancora dipinto, no? Come un pazzo, uno che mette a rischio il mondo, uno che annuncia l'apocalisse, per cui come dire, ci saranno focolai di guerra e tensioni internazionali ovunque, però mi sento di dire che la realtà dei 4 anni di Trump smentisce la caricatura, o sbaglio? Hai perfettamente ragione, 2 volte in politica interna, fino al Covid, che è stato un evento che ha consentito alla macchina mediatica progressista di mostrificarlo, la sua condizione dell'economia è stata spettacolare. Taglio di tasse, disoccupazione distrutta al 3-4%, ognuno capisce che disoccupazione al 3-4% vuol dire disoccupazione inesistente, si era arrivati alla piena occupazione in una serie di settori e addirittura alla competizione tra diversi settori economici per accaparrarsi a suon di aumenti di stipendi lo stesso lavoratore, quindi una cosa fantastica. In politica estera la stessa cosa, lui onestamente non sempre ha predicato benissimo, ma aveva razzolato benissimo. Il Medio Oriente perfetto, accordi di Abramo, Iran isolato, accordo Israele-Arabia Saudita. Sul versante asiatico, Corea del Nord tenuta a bada, la Cina per la prima volta confrontata in modo un po' più robusto rispetto alla correttezza del commercio internazionale. Anche nell'est Europa sì, era stato inseguito le ombre, il Russiagate, ma ne era uscito pulito. Di più, aveva lui, contro la narrazione che volevano cucirgli addosso, aveva lui dato agli ucraini in modo preveggente i missili Javelin che poi sarebbero serviti a Kiev per difendersi, anni dopo, quando ormai già Trump non c'era più alla Casa Bianca. Era stato lui a dire alla Germania e all'Europa: guarda che siete troppo dipendenti dal gas russo. Aveva ragione su tutta la linea. Guarda, oggi viene proprio bene la nostra conversazione. Nella pagina dei commenti del Wall Street Journal c'è un bellissimo intervento a 4 mani. Uno dei 2 autori è Mike Pompeo, proprio lui che era stato segretario di Stato e che qualcuno dice, io auspico, potrebbe rientrare nella squadra Trump. Dice: guardate che non sta scritto da nessuna parte che Trump abbandonerebbe l'Ucraina al suo destino e consentirebbe di dar via pezzi di territorio così gratis, eccetera. E ricorda questa cosa dei missili Javelin e semmai dice: guarda che se ci fosse un'amministrazione Trump ci sarebbe un modo intelligente di potenziare la NATO in prospettiva. Andrà tutto bene? Andrà tutto così? Non possiamo saperlo. Trump è una figura imprevedibile, ci può sorprendere in 1000 modi, però come tu dici, fare le caricature e distorcere la realtà, tu stesso hai recentemente ricordato, lo hai fatto in televisione e lo hai fatto per iscritto, è un dato che può piacere o no, ma non è confutabile. Putin ha fatto operazioni di invasione e conquista territoriale con tutti i presidenti che si sono succeduti alla Casa Bianca, tranne Trump. Questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto, come un dato di fatto questo suo, cambio di paradigma rispetto alla Cina che citavi tu. Su questo mi viene da chiederti, ma perché è percepita come un'anomalia quella che mi sembra un'ovvietà, e cioè che sia interesse dell'Occidente contrastare l'OPA cinese
basata fondamentalmente sulla concorrenza sleale, quindi non, come dite, in un orizzonte liberista di concorrenza. Io aborrirei i dazi in quell'orizzonte, no? Ma non siamo in quell'orizzonte, mi sembra abbastanza ovvio. Perché invece suona così strano all'elite mondiale? Ma guarda, ci sono, a mio avviso, è difficile dare una risposta univoca, possiamo cercare insieme delle tracce di soluzione. La prima cosa è che c'è, diciamo così, una lunga fascinazione anti-occidentale dei nostri intellettuali. Insomma, erano gli stessi che erano innamorati dell'Unione Sovietica fino all'89, ora naturalmente non è che possono dire viva l'URSS, non sarebbe più di moda. E allora bisogna cercare sempre dei surrogati, una volta il terzomondismo, una volta il panarabismo, una volta sono i regimi più stravaganti e fantasiosi, ma anche a questo punto l'ascesa del gigante asiatico cinese quasi quasi è guardata con simpatia rispetto al cattivo Trump. Ti ricordi a Davos nel 17 come fu accolto Xi, con tutti a stellarsi le mani davanti al dittatore cinese, proprio per marcare come lui fosse preferibile rispetto al cattivo Trump. L'altra cosa più economica è questa: c'è stata negli anni del clintonismo la grande illusione, purtroppo condivisa da molti, di poter dire, sai cosa c'è? La Cina sarà la fabbrica del mondo, deleghiamo alla Cina le attività manifatturiere e produttive perché hanno costi più bassi, eccetera, poi avremo delle buone catene di distribuzione, quei prodotti ci torneranno qui sui nostri mercati e invece le nostre economie occidentali saranno essenzialmente economie di servizi o molto finanziarizzate, eccetera. E questa cosa non funziona nel momento in cui invece la Cina ha un obiettivo ambizioso di primato e anche, diciamo così, di primato non, come dire, diluito nel tempo nei secoli, ma calcolabile nei decenni o nei lustri. Allora, in modo naturalmente razionale, perché l'operazione che sto per descrivere non è facile, ma il tema di riportare qui alcune produzioni è un tema significativo. Ripeto, non bisogna cadere nel dirigismo che tante volte abbiamo criticato tu ed io, cioè non è facile rimprovvisare delle catene produttive qua, non è detto che tu abbia il know-how immediato e le strutture immediate, costi adeguatamente bassi da poter essere sostenuti dal mercato. Però ci devi lavorare, cioè questa idea che noi non produciamo più, che noi non abbiamo più colletti blu, che noi non abbiamo più operai, ci riporta appunto al libero di Vance, alla deindustrializzazione, e contemporaneamente quelli a cui hai fatto il favore di regalare tutto questo vogliono prevalere su di te, non può funzionare. Non funzionata. Tra l'altro, se vuoi, l'ironia della storia è che questo abbaglio globalista acritico, diciamo, portato avanti anzitutto dall'amministrazione Clinton, è, se vuoi, la causa remota del trumpismo. Cioè Trump l'hanno creato loro alla fine. Ma non c'è dubbio. Di più, non solo, come tu dici, l'hanno creato, ma a mano che il disagio sociale emergeva, lo hanno deriso non Trump, hanno deriso quel disagio, hanno letteralmente riso in faccia ai colletti blu, agli operai o comunque alle persone anche di ceto medio che avevano in quel momento un posto di lavoro e anche un buono stipendio, ma che piano piano vedevano erose le loro certezze e vedevano in prospettiva degradare il proprio standard di vita e di guadagno. E la sinistra rideva in faccia a tutti questi, e il risultato è che Trump è diventato il vendicatore di questi, e vai a dare torto, non puoi dare torto né al vendicatore né ai vendicati. No, forse dovevano ascoltare qualche canzone di Beyoncé in meno e magari guardarsi più attentamente qualche film di Clint Eastwood in più. Penso a Gran Torino, per esempio, no? Che racconta un po' questo spaesamento dell'americano, quello con la bandiera fuori di casa, ecco, sostanzialmente. È così.
è così. Però c'è anche la questione, diciamo, no, nel nostro dibattito, c'è a proposito di caricatura, no, l'allarme estremismo, no, per cui con Trump c'è l'estremismo alla Casa Bianca, la destra becera, eccetera, eccetera. Però in questi giorni io ho visto delle scene, a mio giudizio, di estremismo inquietante, anti-occidentale, quindi fondamentalmente anche anti-americano, dall'altra parte. Cioè i pro-PAL, a parte che qualcuno di loro è entrato a Capitol Hill, non ho capito, può entrare a Capitol Hill se sei pro-PAL, in altri casi è grave. Per me è grave in tutti e due i casi, è preciso subito. Ma al di là di questo, scene di violenza, ho visto questi scalmanati inseguire un cittadino che voleva mettere in salvo una bandiera americana a cui era stato dato fuoco, c'è la questione dei campus dove ormai gli studenti ebrei fanno fatica a girare perché cacciati in quanto ebrei, cioè non è che l'estremismo è dall'altra parte? Giovanni, siamo sempre lì. Ormai va bene, ogni tanto Trump sarà scivolato nel terreno della post-verità, vero, dobbiamo riconoscerlo, ma questi altri stanno sistematicamente accampati nel terreno della pre-verità, di una orwelliana pre-truth, cioè non conta più la realtà delle cose, ma si tratta di stabilire prima se chi parla e chi agisce sia nella lavagna dei buoni o nella lavagna dei cattivi, se tu sia nell'area del pensiero accettato o se tu sia nell'area dei lebbrosi, va bene? Se tu sei nell'area dei lebbrosi sei appestato per sempre e non ci sono santi. Se tu sei nell'area del pensiero accettato puoi fare qualunque cosa e quindi negli anni di Black Lives Matter puoi mettere a ferro e fuoco le città e comparirà la famosa scritta su CNN sulle manifestazioni mostly peaceful, prevalentemente pacifiche, e dietro l'impianto si vedevano i fuochi, le cose, però è peaceful, è peaceful. Puoi tranquillamente mettere sotto assedio le vie centrali di Washington mentre sta arrivando Netanyahu, puoi fare le scene che tu hai descritto, perché sei nell'area del pensiero accettato. Ma ti ricordi nei mesi passati le manifestazioni nei campus, le evocavi, in cui a un certo punto, qui non si sa se ridere o piangere, i manifestanti chiedevano, oltre al materiale per fare le barricate, chiedevano cibo bio, perché la rivoluzione deve essere naturalmente green anche sul piano alimentare, e non volevano il bagel, cioè il pane newyorkese di origine ebraica. Quindi, capito, è un mix di cose tragiche, cose comiche, cose razziste, però tutte nell'area del pensiero accettato, quindi sdoganate preventivamente. Sì, sai che forse tu hai toccato il punto, cioè sul perché nonostante tutto ci serve Donald Trump, no? Nel senso che non so se hai presente il finale del Cavaliere Oscuro, no? Quando diceva Batman non è l'eroe che meritiamo ma è l'eroe di cui abbiamo bisogno, cioè probabilmente l'unico grimaldello per veramente far saltare questa cappa politicamente corretta, che però non è solo un fenomeno accademico, cioè un fenomeno con pesanti venature autoritarie nella vita sociale delle società occidentali, se l'unico grimaldello è Trump, forse quello il vero motivo per cui in ogni caso bisogna tifare per il presunto puzzone, no? Ma non c'è dubbio. Poi naturalmente Trump ha con sé delle incognite, ma molto meglio avere a che fare con quelle incognite che non con le cupe certezze che ci darebbero gli altri. Cupe certezze di errori in politica estera, di appesantimento in politica interna sul piano dell'economia, più questa cappa insopportabile per cui sono loro a stabilire quello che devi pensare e quello che puoi dire. Loro non se ne rendono conto, ma visto che hai citato un film tra i più riusciti della saga di Batman, mi pare che esattamente in quell'episodio c'è una line, una battuta, una frase di Alfred che dice: ci sono quelli a cui piace incendiare il mondo. Ecco, loro pensano che questa frase sia, diciamo, addossabile a Trump, non si rendono conto di essere loro i piromani, naturalmente piromani ineccepibili, con meravigliose camicie Brooks Brothers, con cravatta giusta, vestito di taglio giusto, tutto perfetto, ma sempre piromani soliti.
Indubbiamente. Farei un appendice, diciamo, al di qua dell'oceano e passerei dai piromani ai pataccari, anche ovviamente con un occhio al tuo editoriale di oggi su Libero. I pataccari insistono e arruolano abusivamente il Quirinale nell'Eurobufala. L'Eurobufala è quella, mi viene da ridere solo a riferirla, ma tale è, che oggi in Italia è a rischio lo Stato di diritto a causa sostanzialmente del premierato e della riforma della giustizia, perché questo sostiene un report dell'Unione Europea uscito in questi giorni, come dire, poco dopo il non voto di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ma metto solo in fila la cronologia, non voglio fare dietrologie varie, ma come dire, cioè davvero a rischio lo Stato di diritto e cosa sta succedendo nel rapporto, no, tra eurocrazia e nazioni sovrane, in questo caso l'Italia? Ma dai, è tutto da ridere, è la solita polpetta con materiali preparati in Italia, perché poi quel dossier farlocco è stato costruito mettendo insieme articoli di giornali di sinistra, comunicati di ONG, note delle associazioni dei magistrati, eccetera, un gran frullato portato a Bruxelles, arricchito da altri elementi curiosi, addirittura contestazioni di disegni di legge in itinere, quello sulla giustizia, che peraltro ha messo dell'ordinamento giuridico italiano, un ordinamento con le medesime caratteristiche della quasi totalità degli altri paesi membri dell'UE, quindi anche qui non si capisce che contestazione è, ma insomma è la solita roba farlocca, resa ieri ancora più farlocca dal modo in cui i tre giornali cosiddetti maggiori hanno costruito le loro pagine. Non è che uno deve pretendere dal lettore che sia un eroe o che abbia passato il pomeriggio precedente appiccicato ai terminali delle agenzie. Il lettore, anche in buona fede, presume che il giornale che acquista, pur orientato a destra, a sinistra, eccetera, perlomeno gli faccia una decorosa rappresentazione delle cose. Poi al lato ci sarà un commento. Ma ieri l'operazione di Corriere Stampa Repubblica qual era? In una pagina mettere il dossier farlocco, nell'altra pagina mettere le parole dure del capo dello Stato sul tema dell'informazione, come se, perché se tu costruisci le pagine in questo modo, dai al lettore automaticamente l'idea che il Presidente della Repubblica stesse commentando il dossier europeo e in qualche misura lo stesse facendo suo nella denuncia contro l'Italia o lo stesse avallando, laddove invece le parole di Mattarella, condivisibili o no, non è questa la sede per parlarne, non erano né di commento né di adesione a quel rapporto. Ma sfido qualunque lettore di Corriere Stampa e Repubblica ad avere potuto distinguere le due cose nel momento in cui venivano invece, suggestivamente accostate o addirittura sovrapposte. Certo, diciamo un caso raffinato di fake news messo in pratica da quelli che ce la menano ogni giorno sulle fake news. Ti chiedo l'ultimissima cosa. Cosa vuol dire se oggi, come pare, si dimetterà il presidente Toti nei rapporti tra politica e giustizia? Cosa significa? Sono molto triste. Allora, totale comprensione umana se effettivamente Giovanni Toti arriverà a questa conclusione, possiamo solo avere rispetto di una decisione del genere. Se ti rinchiudono in casa per 2 mesi e mezzo, affastellando continue accuse, eccetera, può benissimo accadere che la tua conclusione sia: va bene, devo cavarmi fuori da questa situazione, devo soprattutto potermi riprendere la libertà di parola che mi hanno tolto e quindi mi diletto. Quindi, occorre solo tacere e levarsi il cappello se la decisione fosse questa. Ciò non di meno, io sono molto dispiaciuto e auspicavo un esito tutto diverso, cioè auspicavo che il centrodestra facesse di questa sfortunata circostanza l'occasione per alzare la bandiera e rilanciare la grande battaglia sulla giustizia. Devo dare atto, parlo su questa radio, a Matteo Salvini di essere stato in questa occasione il leader che è stato più netto nella difesa pubblica di Toti,
quindi onore Certo. a Salvini in questo caso. Devo anche dire con altrettanta franchezza che non si può dire che i 3 partiti del centrodestra abbiano scaricato Toti. Dire questo sarebbe ingeneroso nei confronti di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e della Lega. Questo non è vero, anzi c'è stato sia a livello locale che a livello nazionale un comportamento molto serio e molto responsabile dei 3 partiti del centrodestra. È mancata però il salto di qualità, la battaglia, cioè qui la sfida, occorre consapevolezza del livello della sfida. Qua non era in causa solo una poltrona di governatore, era in causa il tentativo della magistratura di dire ancora una volta: sai cosa c'è? Con un avviso di garanzia noi buttiamo giù uno dei vostri 10 piccoli indiani. B, è in causa l'accelerazione o meno della riforma della giustizia. Io spero che questa occasione non sia stata mancata. Voglio sperare, se vuoi mettiamolo al futuro, che venga colta in futuro. Speranza a cui mi unisco al 101%. Ti ringrazio molto di essere stato con noi, Daniele. È un piacere, grazie caro Giovanni, grazie caro direttore. Buon lavoro. Parole tra noi. Avete ascoltato Parlando Liberamente.